Buongiorno a tutti ragazzi, buon appetito a tutti. Penso che ora sono le 2, penso che tutti quanti state mangiando, quindi buon appetito. Quindi, come possiamo vedere dagli ultimi aggiornamenti, ho fatto una ricerca subito veloce, tutti i meteo sembrano confermare questa notizia, cioè nel corso del prossimo weekend un fronte aereo molto instabile è in discesa dal nord Europa sull'Italia, quindi impatterà sull'Italia sabato mattina e quindi darà il via a un peggioramento e a un crollo delle temperature. Quindi, visto il calo drastico delle temperature, ritornerà la tanto aspettata neve, quindi i fiocchi torneranno a cadere sulle nostre montagne, anche se non le mie, le vostre, quindi diciamo a partire dai 1000 metri di quota già dalla sera di sabato tra Piemonte e Valle d'Aosta. Il clou però ce l'aspettiamo per, diciamo, nella giornata di domenica, quando sono attese vere e proprie bufere di neve. Non riguarderà sicuramente il sud Italia né il centro, ma bensì sempre il nord, quindi nevicate che potranno spingersi fino ai 500-600 metri, quindi si abbasserà di molto, diciamo, l'altitudine. Quindi su Lombardia, Trentino Alto Adige, Alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Quindi queste qua sono le regioni dove si attendono tutte questa forte nevicata che deve arrivare. Quindi località come Livigno, Madonna di Campiglio, Condina di Ampezzo, quindi è inutile dirle, farà diciamo questa ennesima nevicata di questo, diciamo, questo strano mese di novembre che un po' non si capisce più nulla. Quindi ci saranno, secondo la fine dell'evento, tra sabato e domenica almeno 50 centimetri di neve fresca, oltre però i 1200 metri. Quindi, come sempre, ricordiamo massima attenzione. Allora, sabato e domenica è prevista la neve, quindi domenica in Friuli Venezia Giulia. Quindi, allora, ti ripeto, eh, potrà spingersi la neve, diciamo, fino a Lombardia, Trentino Alto Adige, Alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sì, sì, pure da te, sì, sì. Quindi però domenica e non sabato. Sabato invece è Alto Piemonte e Val d'Aosta. Domenica invece toccherà pure al Friuli Venezia Giulia e Alto Veneto. Quindi sì, ciao Jasmine. Quindi diciamo che è prevista la neve a Nord Italia. Quindi ho visto tutti i metri, ho visto pure quello la mio, quindi ci sta questo fronte freddo che arriverà e quindi porterà nuova neve fresca, diciamo. L'ho visto dolci, dolcini, dolcetti, cioccolati, cioccolato bianco, sì. La provvista è questa più o meno, no? Biscotti secchi, biscotti alla mandorla. Quindi diciamo che impatterà sull'Italia sabato mattina, quindi sabato sera già neve sull'Alto Piemonte e Val d'Aosta, però il forte poi si avrà domenica, quindi Lombardia, Trentino Alto Adige, Alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, quindi Madonna di Campiglio, Cortina d'Ampezzo, sì, sì, già mi immagino, Jasmine, tutte le provviste, cioccolatino bianco, cioccolatino nero, cioccolatino al liquore, cioccolatino, cioè fa proprio la spesa cioccolato, dice ma di salato? No, cioccolato. L'avvocatella non è che fa a spese, diciamo, cioccolate, 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 cioccolate. Come ha detto con Francesco, partiamo per l'Albania, là è la sfoglia, ha 1000 sfoglie da scuola. Oramai talmente volte che l'ha detto che non è più una 1000 sfoglie, Jasmine, deve andare a 10.000 sfoglie più o meno. Mi sono dimenticato tante quante volte la sfoglia e la sfoglia. Secondo me abbiamo arrivato ai 100.000 sfoglie di avvocatella. Sì, sì, sono convinto. Se ripeto tutti i video uno a uno, secondo me ce la facciamo. È dolce e poi la parola è il dolce. Non dico tutti i video, ma più o meno, quando incominciamo a parlare che si finisce di mangiare, la parola di avvocatella è il dolce, allora là capisci che è avvocatella, quindi non può essere l'avvocatella falsa, perché capita a volte di... oh, a volte capita che
si raddoppiano i nomi, qua trovi due avvocatelle, tre avvocatelle. Allora quella lì giusta è quella lì che scrive il dolce. Se non scrive il dolce allora è falsa. Quindi è facile capire avvocatella falsa e avvocatella vera. Se non parla di dolce allora non è lei. Oramai mi sono imparato quest'altra tattica, diciamo. Quindi ci stiamo imparando a tutti quanti. Bravo, Jasmine, a parte che è vero, cioè si deve mangiare prima il salato e poi il dolce, questo sì. Invece Avvocatello proprio c'ha la fissazione. Ieri che ho fatto un video ho detto fa freddo, qua là, sì, sotto le coperte con una bella cioccolata calda, subito. Ha preso la palla a balzo proprio. Vabbè, una fissazione proprio. Pure a me il dolce sì, dopo aver mangiato salato però, eh. Quindi quando proprio la pancia sta piena, poi ci metti il dolce. Quindi, allora ci dice, invece il vocatello secondo me, già ti immagino, no? Quando è 4 e mezza, 5, freddo fuori, nevica, tazza di cioccolata calda in mano, sono convintissimo, guarda, che è così. Cioccolatini, cioccolata calda, un po' di rum dentro la cioccolata. Mi ricordo quando avevo il bar e qua faceva freddo, tutti quanti, il mese di gennaio, febbraio, tutti quanti, beh, mi fai una cioccolata calda con la strega dentro, la strega, appunto, avvocatella, ma tu che sei strega? La metti la strega nella cioccolata? Io mo ci sto pensando, mo, vedi, parlando di mangiare, mi è venuta in mente sta cosa. Perché qua a Salerno tutti quanti quando avevo il bar, tutta sta fissazione, ogni volta la cioccolata calda, mi metti un po' di strega, Giuseppe, quella bottiglia gialla lì. E tutti quanti, perciò ho detto fammi domandare, non vedi che non è solo qua. Tutti quanti, beh, mi raccomando, è un liquore che si mette nella, diciamo, nella cioccolata calda, diciamo. Ciao Andrea, di solito fanno così qua, eh. Perciò ho domandato ad Avvocatella se pure lì lo fanno. Diciamo che si usa proprio metterla nella cioccolata. Sta anche chi se lo beve così, ma non è, diciamo che non so se l'hai mai vista una bottiglia gialla. Ah, arriverà la neve, il game over. In effetti, game over tra sabato e domenica in Alta Italia, quindi Piemonte, Lombardia, diciamo Alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Quindi tra sabato e domenica arriverà tanta neve in queste quattro regioni. E diciamo potrà spingersi anche a quote basse sui 500-600 metri, quindi si prevede neve in Nord Italia, a centro e a sud no ragazzi, è solo una cosa strettamente del nord, quindi a sud non ci penso proprio dal neve, quindi diciamo a Jasmine penso che hai capito qual è quella bevanda diciamo tipo una crema prodotta diciamo quella alcolica a 40 gradi, quella è gialla se tu vedi la bottiglia, però è ottima per metterla pure per fare tante cose. Sì, qua la usano la maggior parte, come ha detto lei, per fare i dolci, il VOV pure, sì, quello là, l'uovo pure buono è, sì. Io lo tenevo nel bar, me lo cercavano sempre questa cosa, il VOV, quello all'uovo. Stavano molte signore che ogni volta che venivano, avete VOV? Però anche la strega andava, però più per la cioccolata, la verità. Poi i ragazzi, vabbè, i ragazzi bevevano Jack Daniel, G&B e sta roba qua. Quindi era un altro pianeta, quindi oppure le birre, Ceres, Tennent's, vabbè, quasi scassavano a livello di birra. Diciamo che qui a Salerno va molto la birra, la Nastro Azzurro, la Peroni. Vabbè, qua diciamo che la Peroni alla fine è la birra dei muratori, quella che costa di meno, diciamo. Oppure la Führer che pure costa di meno, è quella dei muratori, quindi di chi va a lavorare in cantiere. Però quella che è usata molto molto nei bar qua a Salerno è la Nastro Azzurro. Cioè i ragazzi bevono quello. Oppure chi vuole, diciamo, stempiarsi un po' le tempie, Ceres o Tennent's, che sono le più, diciamo, poi ci stanno altri ancora più forti, però dopo andiamo sull'alcolico proprio, quindi no. In effetti Ceres e Tennent's vanno da sole. Poi c'è chi è amante della birra artigianale, ma quella è un'altra cosa, quindi... Ma se no è il nastro azzurro qua.
Vabbè, ragazzi, la Bear del Demon, sì, sì, la vendevo, però ti dico la verità, Game non andava tanto, quindi compravo più casse di Ceres, Tennents, che scendevano molto, come? Invece questa qui, la Demon, non andavano, cioè qualcuno la prendeva fra poco, sì, sì, però era troppo liquoroso, capì? Sì, ma pure io, ad esempio, io non bevo, quindi se faccio due bicchieri di birra, secondo me mi accapezzano, mi accappotto da solo. No, io non bevo solo acqua frizzante, questo è lo sfizio mio, che deve essere frizzante l'acqua, quindi acqua liscia non mi piace. Partiamo da questo. C'ho la fissazione proprio dell'acqua frizzante, quindi però non prendo la Ferrarelle perché si sfiata troppo presto, costa pure, a parte non il prezzo che costa di più delle altre, però al finale quando la apri, vabbè, quanti anni tiene, game? Pure io ho amici che hanno la mia stessa età che non sono cambiati per lo stesso, ancora continuano. Quindi diciamo che 45, allora vedi, ti sei 74 tu. Io sono 76, eh. Sì, sì, i miei amici ancora che bevono, diciamo, abbastanza. Certe volte quando vado al bar li trovo ancora qua, che non siete proprio cambiati, proprio sempre la stessa mentalità. Però la Ceres è quella là più normale. Poi la Tennez, a tu demone già la testa incomincia a intronare un po'. E vabbè, solo perché tu hai visto Game Over ti pensavo che eri un bambino, visto? Invece Avvocatella, invece Avvocatella 72 anni, vedi? Mi ha letto nel pensiero, guarda, se li porta bene però, guarda la foto. Oh. Sì, sì, ma guarda, ma ti dico una cosa, che io ho 43 anni, no? Se ti devo dire, io pare che io pare che ho 20 anni ancora. Uè, voglio, sta a posto. Io a finale penso sempre, ho 43 anni, però che ne so, io ho proprio la mentalità a 18 anni ancora. Quindi la testa è sempre la stessa a finale. Cioè, o forse perché i game, diciamo, la forza, sa, è rimasta sempre uguale, tutto, quindi allora non mi sento, capire questa debolezza di differenza di età, capì? Quello che facevo a 20 anni lo faccio ancora oggi, forse per quello perciò io penso di essere ancora giovane. Forse perché quello che facevo a 20 anni io lo faccio ancora tutt'oggi, quindi forse per quello che la capata non è buona. Vabbè, non sapevo già. Diciamo che è questo che forse ti fa capire che forse ancora non sei vecchio. Sei piccolo. Vabbè, 43 anni, non è che sono proprio piccolo, George Mini, Diciamo stiamo a metà. Proprio piccolo proprio no. Però a 20 anni e 43 anni ce ne passa, Però dico io, forse per questo ho questa mentalità, dico, perché non mi sento, diciamo, più debole di quando avevo 20 anni. Guarda, Avvocatello è sempre tragico proprio. Avvocato, quanti anni tieni tu? Non sappiamo quanti anni tieni. O 46 o 47, allora comunque. Quindi non è che sei molto molto più grande di chissà quando. Stiamo là. Quindi quella forse è la cosa che uno non si rende conto perché giustamente non risenti, sa, 20 anni che ne so, facevo quello e oggi lo faccio lo stesso. Allora perciò penso sempre di avere la stessa età, quindi non è cambiato. Poi quando mi farò più debole, allora può darsi che incomincerò a pensarci. Però la testa sarà sempre giovane, quindi pensa che io ho 43 anni, ancora gioco con la PlayStation, con i Pac-Man, i giochi quelli là, anni 80, pensa un po'. Qualcuno ti dice ho 43 anni, faceva, ma tenevo tre figlie, tenevo due mogli, facevi. Tanto per dirti che vedi la differenza di tanti anni fa e di adesso. Quando mio padre mi vedeva giocare a PlayStation, che ne so, a 30 anni, facevo io l'età da lui, tenevo tre mogli, due figli, facevo la tragedia.
Però aveva ragione, ogni tempo al suo tempo, quindi, però, che ce ne importa? Allora, se sei del nord Italia, Clara, arriverà la neve sabato e domenica. Però alla fine stiamo parlando un po' di tutto, bravo. Quindi sabato e domenica è prevista la neve nel nord Italia, quindi Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alto Veneto. Quindi diciamo tutto il nord Italia in effetti. Quindi ciao Lupus. Quindi diciamo che il nord Italia sabato e domenica. E allora stai a posto come me, non preoccuparti, no. Allora stiamo a posto, no. No, non farà la neve, non ti preoccupare. Sì, sì, Marinesi, sì. No, Sardegna non ho visto, la verità, ho fatto questo video solo, però te lo posso dire un attimo, non ci metto nulla. La Sardegna, in effetti. Io ho fatto questo video solo per il fatto della neve che cadrà abbondante, diciamo, a nord in Italia, quindi però ti posso fare subito una cosa a volo e ti dico, allora, domenica è nuvoloso, quindi sabato e domenica è nuvoloso in Sardegna. 17-19 gradi, quindi è troppo lungo, il tempo a Natale è difficile, quindi sabato e domenica ci sarà massimo le nuvole, ma non di più. Per Natale no, perché è troppo lungo, sarebbe troppo lungo proprio, però diciamo che una pioggia forse, allora oggi è giovedì, il prossimo mercoledì, quindi il prossimo giovedì porta pioggia da voi in Sardegna. Quindi fra 7 giorni esattamente, sì. Aspetta, no, 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 che sto dicendo? No, non mi sbagliavo, no, no. Allora, domani piove da voi. Sabato e domenica, lunedì, martedì soleggiato, mercoledì e giovedì piove. Poi quell'altro weekend porta pioggia, però stiamo ancora lontano, quindi può cambiare tutto. No, domenica no, no, sabato e domenica questa qui che viene no. Germania, che parte di Germania? Game? Berlino? No, papà lo diceva così. No, è un modo di dire, capisci? Non è perché papà aveva 3 mogli, perché per dire, voleva dire che io all'età tua avevo una moglie e figli, e invece tu ancora vuoi giocare con la PlayStation, dicevo, questa era la cosa. Sì, sì, l'ho detto, io all'età tua tenevo 3 mogliere e cose, sì, sì, è un modo di dire che a 30 anni già devi essere sposata, avere figli, invece di giocare con la PlayStation, queste cose così. Invece papà vede tutti questi ragazzi a 40 anni, 5 anni, che ancora giocano chi con la PlayStation. Pure mio fratello, ad esempio, è sposato, tiene figli e gioca ancora con la PlayStation. No, però papà ha avuto 2 mogli in effetti, però era separato la prima, eh. Aveva 2 mogli in effetti, però dopo si è lasciato e si è sposato con mamma, quindi al finale poi è vero, però non ho 3 mogli esagerate, 3 no, 2. No, si era sposata la prima volta, poi si è separata e si è risposata, quindi non è che ne aveva 2 poi. Allora, in Germania, porta, mo ti dico io, oggi pioggia, poi il prossimo venerdì, quindi diciamo da 7 giorni senza pioggia a Germania, lato sud. Però in tutta la Germania, poi al finale è così, quindi è una cosa proprio in generale. Vabbè, ragazzi, vi auguro buon pranzo. Penso sono le 2:20, penso già avete mangiato. Io sapete che cosa faccio, ragazzi? Gesù, Gesù, vado subito, fra poco. Già ho mangiato, quindi mi piglio. Il tempo qua è bruttissimo. Borgolarici, no, allora, Borgolarici, però ti posso dire subito. Borgolarici, Piemonte. Che tiene paura, avvocato mo? Bravo, Lupus a letto.
Proprio bello, né piumone, bello direttamente né piumone. Questo tempo proprio che fa proprio paura. Sì, sì, già abbiamo dato Lupus, quindi andiamo solo a dormire. Borgo Larici, non lo so, in effetti vedo che è una puntata. Quindi i segreti di Borgo Larici, quindi è una miniserie italiana, non lo so. Non so dove si trova, ragazzi, se me lo dite voi, io vedo che è una fiction, come si chiama qua. Sì, sì. Mo' la giornata, ragazzi, è bruttissima, è scuro, piove, quindi qua, altro che cioccolata calda, qui ci vuole un bel piumone, ti infili sotto e buonanotte. E ci vediamo per la tarde, quindi non dico molto, sono le 2:20, ma un paio di orette buone buone ci vogliono, così ti rimetti in salute. Dopo, state zitto. Mi raccomando, vesticino una bella cioccolata, avvocate. No, no, qua proprio, a noi proprio l'opus da stanotte, proprio stanotte ha fatto tanta acqua. Verso le 5 è terminata. Poi ho detto meno male. E manchina oggi mi sento. Poi, mentre stavo facendo il video prima del maltempo, ho detto che arriverà forse un po' di maltempo sulla Campania, che stava avvocatella, che stava parlando con lei. Mi ho aperto la finestra e stava piovendo. Ho detto, ma questo è proprio azzeccate, proprio a volo questo. Avevo controllato tutti i metri, no? E portava forse un po' di pioggia sulla Campania. Mentre parlavo con Avvocatello è cominciato a piovere veramente. E gli dissi no, e ancora sta piovendo, quindi oggi è giornata da piumone. Ti vado a fare un massaggio, beata a te. La faccia vedo in città. Sì, sì, ma io mentre parlavo ha fatto. Sì, sì, prima che a fare un massaggio in Duriet, avvocate mo. Mi metto bello, c'ho lo scaldasogno pure già montato, quindi lo accendo un pochino prima di andare a dormire, quindi già entro nel letto caldo. Quindi, no, no, io al finale mi metto nel letto, poi è capace pure che non dormo, a finire adesso incomincio a vedere un po' di film su streaming, diciamo, quindi mi metto a girare un po' qualche film di paura, quindi voglio vedere qualche film di paura. Ieri sera, ad esempio, alle 11, 11 e mezza, ho detto "E che mi vedo stasera, non ci stava nulla, ho visto quasi tutto. Mi sono visto l'esorcista la Genesi, no, no, l'eretico, il secondo, sì, quando vanno a fare quella seduta della ragazza con quella lampada. Avvocato di Fernando, che tu i film che mi mandano sono du Wind, 1920. Sei capace di mandare qualche film del 2010 in avanti? Sì, sì, no, ma pure io l'ho visto, Lupus. Solo... Ehi, Game, sai che fa? Mi manda su WhatsApp, no? Mi manda i film. Già mi, ti giuro, 1920, minimo. Cioè dal 2010 in poi non si può. Non dico 2019. Sì, sì, Lupus, ma io l'ho sempre detto quando ho fatto un video sui video, diciamo, i film, L'Esorcista è quello numero uno. Hanno fatto tante. Ma che mi fa questo vincente video? Hai visto? Gusti proprio bruttissimi. Cioè, L'Esorcista non lo batte nessuno, ragazzi, è proprio il film per eccellenza proprio. Io ho visto Tenun, diciamo, ma quasi di tutti i film di paura. Ciao Clara, ma quello che è più forte, ragazzi, rimane sempre lui, l'esorcista, non ci stanno santi. Ho visto Tenun, l'Invocazione, Liberaci dal male. Avvocate, questa se la vede mio nipote di 3 anni. Sì, vabbè, ma lì su Dario Argento già stiamo su, capì? Su argomenti tipo cose sanguinose, invece questi sono misteri, capì? So... Jasmine, quello lì, ti giuro, arrangiati, ma tu mandami una cosa buona, Ricky.
Ah no, io oggi ho mangiato leggero, ragazzi, a dieta ancora, quindi l'ho promesso che facevo la dieta. Oggi ho mangiato petto di pollo e melenzane, diciamo, arrostite, con poco olio e poco sale, quindi diciamo che tengo fame, voglio, la verità, detto bello napoletanamente, però un po' di sacrificio perché devo mettermi in forma per Natale. No, devo vedere perché al finale sto guardando pure. No, già ho mangiato petto di pollo e melanzane arrostite, ragazzi. Sto guardando la serie TV americana, quella là Supernatural. Questa è una serie TV, questa è la 15ª stagione, quest'anno è l'ultima, hanno detto, quindi mi sono visto quasi di tutto, ragazzi. Quando si parla di fantascienza, paura, sono il numero uno, non mi batte nessuno, li ho visti tutti, quindi ieri sera, prima di vedere l'Eretico, mi sono visto Paradox, quello lì del paradosso quando fanno, diciamo, quella prova per fare l'energia sulla Terra, che fanno entrare in, diciamo, due mondi paralleli e arrivano i mostri sulla Terra nel finale. Quindi Paradox si scrive proprio, quindi paradosso. Il paradosso in effetti perché viaggiando da una dimensione all'altra poi si sono portati indietro delle, diciamo, delle bestie che poi stavano sul pianeta Terra. Quindi così finisce il film a finale. Hanno risolto il problema dell'energia, però Fury, no, non l'ho visto, no. No, io vado più su quelli là, capì? Tipo esorcismi, demoni. Un altro film che mi ha fatto paura, no paura nel senso, che mi fa quella cosa, no? Quella sensazione di brividi, è La Casa. Quando ti ricordi la bambina quella là si mette a giocare che si arriccia con il dito ai capelli, noi ti avremo. Quello lì. Petto di pollo e melanzane arrostiti, già ho mangiato. Quindi quello là, sì, la casa, l'esorcista, l'eretico. Amiti l'errore, sì, questo pure me lo so visto, questo pure è bello, sì, sì, non si mette a l'invocazione, te la sei vista? L'invocazione, l'evocazione, ce ne stanno un sacco, ragazzi. Vabbè ragazzi, dai, vi saluto e ci sentiamo più tardi. Sì, sì, ti ho risposto, ho detto melenzane e sta accadendo tutto qua. Ecco qua ragazzi. Ciao game. Purtroppo ragazzi la signora Clara ci ha lasciato perché già sapevamo chi era e purtroppo ogni volta. No, no, già l'ho fatta fuori a Clara, avvocate, non ti preoccupare, già è andata via la signora. Quindi si è avviata. Non volevo farlo, però hai visto, insiste, insiste, sempre le stesse cose. E allora mi mette costretto a bannarla. Lo so che era lei al finale, però è lupus, hai visto? Io ho detto cosa hai mangiato? Io dico il pollo di melanzane arrostite e quello me lo ripete, e me lo ripete. Che è possibile che solo lei non lo capisce? So che era lei, lo sapevo già, ragazzi, figuratevi. Però non volevo bloccarlo, però vedi, mi mette sempre Lucifer, sì, l'ho vista. Ma Jasmine esce la quinta stagione a gennaio. Sto aspettando proprio che arrivi gennaio che me la devo vedere. E vabbè, avvocato, ci sarà modo di salutarlo. Tanto quello fa un altro account falso, quindi non te mordere. Vabbè, ragazzi, vi auguro buon pomeriggio a tutti e ci sentiamo più tardi, dai. Sì, Lucifer, me lo so visto due volte, Lucifer, dal primo alla quarta stagione. Ciao, Jasmine, ciao, avvocato.